Che fa niente, c'è oggi, va bene. Primo dato del giornale, va. Banditi e spacciatori africani dell'Europa dell'Est sempre più feroci e spietati in Italia e non solo. Questi sono i nuovi signori della droga che mettono vittime e fanno affari loro a Londra. E noi che facciamo fatica con gli appalti. E questi pezzi di merda si fanno ricchi vendendo questa fetenzia. Sembrare veri. Come le migliaia e migliaia di sterline che mostrano online, ostentano gioielli e auto di lusso, sfidano il boss del narcotraffico con questi video in rete. Sembrano rap, sono minacce dirette ad altri cartelli, il manifesto di un gruppo criminale che non ha paura di niente, neanche delle forze dell'ordine. Il loro nome, Hellbanians, sta seminando paura e vittime per le vie di Londra, dove si sentono i padroni. Vengono dall'Albania, inondano la città di cocaina, eroina, partite di pasticche di ogni tipo. Ah, così, un colpo calate sta sicco c'è questi bastardi. Perfettamente organizzati, si arricchiscono vendendo morte, pretendendo di essere riconosciuti e temuti. Sono spacciatori, ma collezionano migliaia di like e seguaci in rete. Entrano ed escono di prigione, e mentre sono dentro continuano a mandare messaggi e foto. Tristan Haslani, arrestato dopo essere finito fuori strada inseguito dalla polizia, sorride a petto nudo mentre sta scontando una condanna a 25 anni. Nel suo covo è stata trovata droga per 6 milioni di sterline. Hai capito? Solo una parte del business. I poveri. Si stanno impossessando. I poveri noi facciamo, i poveri. Cangiamo, va, uomo sta merda che non mi piace a me. Cambiamo. Astutiamo direttamente, va. Queste cazzi cose devo cambiare. Devo cambiare tutto, il mondo degli affari, a cambiare tutte cose. Tutto. Tutta sta fatica. Può fare che? O pureggio. Io un bello caffè. Come si dice a Napoli? Che bello caffè! Sulla Napoli sanno fa. In Sicilia non si fanno a fare niente. Sulla Napoli. Ai ai. Uè adesso. Uè che roba, uè. Coi è? Apritemi, io sono. Oi, ma sì, a chiana, va. Un bello caffè. Aspetta mamma sì. Se vuole caffè freddo. Vediamo con la masina, va che tanto. Dalle notizie qua non ce ne sono mai. Ah già, sei che bussa! Non sai che sei in casa tua, ma sì! Salutiamo Don Zaruzzo. Un caffè lo vuoi? Sì, certo, però senza zucchero. Senza zucchero. Ecco il caffè, ma sì. Però lo bevi zuccherato. Perché amaro non deve sapere più niente a casa nostra. Tecca, ma sì. Avete ragione, Don Zaro. Ci sono cose che fanno molto più male di un semplice caffè zuccherato. Ah sì? E ad esempio? Ad esempio, mi hanno fatto sapere che il capo dei capi, Don Salvo, sta venendo qui. Questa cosa mi preoccupa molto. Vuol dire che lo accoglieremo come si deve, come abbiamo fatto con gli altri. Ma sì, non ti preoccupare. Assettamelo, va? Parliamo, no? Sì. Cioè, guarda che veniste tu, mi vengono tutti di panza, ma sì. Buh. Don Zaro, voi sapete molto bene
che vi sto a fianco da una vita, sia nel bene che nel male. Vero. Permettetemi di dirvi che Don Salvo non si può considerare uno come tutti gli altri. Lui è colui che gestisce tutti gli appalti, è il punto di riferimento per gli americani e c'ha i contatti giusti con i colombiani. Ma sì, ma tu da quale parte stai? Don Saluzzo, sempre con voi. E allora da stare muto. E a parlare solo quando pisciai a Dina. Perché se tu sei qui, devi dire solo grazie a me, lo capisci? Non ascoltate più. Io vi parlo e voi non ascoltate. Grazie del caffè. Latina, va, latina. Scassai. Bimbi, andiamo, dai. Che cazzo siete? Che minchia ci fate qua? E chi ci vuole? La licenza per stare qua. E Ma chi per minchia- davvero, ma come minchia sei? Come minchia sogno? Un spacchietto. Benito! Vai, porca puttana, tu rompo naso, vai, corro, forza! Vai! Porca puttana! Bastardo di Arruso. Vai! Porca miseria! Mia moglie, come è un mattacchio? Chiamici otto scusi, e chiamo a dire che sei spiegato. E chiamo a devo... Benito! Non è casci! Ma sì, mi dica. C'erano due appostate sotto casa di Don Zaruzzo. Dove minchia sei stato? Ma no, stavo parlando al telefono con mia moglie perché c'ho mio figlio, che è la fria. Il telefono? Sì. Ho telefono! Ti ricordo che Don Zaruzzo ti salvava la vita, ti fece a grazia, facendoti passare dalla parte del tedesco alla parte nostra. E a me sta cosa a camera non mi cala, né ora né mai. La prossima volta ti ammazzo. Cara, spara. Salite Don Zaruzzo. Perché? Che è successo, Vase? C'erano due appostate sotto casa vostra. Ah sì? Questo posto non è più sicuro. E che hai scoperto? Ancora niente. Però il messaggio ci è arrivato forte e chiaro. Ci spaccai sotto una sala. Cavoli, mo. Andiamo a serrare a dolore.
Venite picciotti, vi faccio vedere quello che sto costruendo. Che bello qua, non so. Mi siete fatto un regalo nuovo. E perché peccato, Dopo tutti questi piccoli che stiamo facendo, mi pare giusto fare girare l'economia. Oh no, ma sì. Le cose giuste, ci avete il gusto. Venite qua. Salutiamo, Lanzarotto. Salutiamo. Salutiamo Picciotti. Com'è? Aspetta Lanzarotto, ci faccio vedere Come proseguono i lavori? quello che stiamo facendo qua. Angiolozzo, come proseguono i lavori? Tutto a posto. E allora, la casa viene situata qua. C'è il bagno, il salone. Sto albero non lo facciamo salutare, lasciamo per com'è. No, è secolare. Camera da letto. Va bene così. La piscina alla vena, Angelo. La piscina, non so. Buono, buono. Sì. Oh, mi raccomando il materiale, prima scelta, marmore Carrà perché mia figlia, mia moglie ci vuole così. Stare tranquillo, tutte cose di prima qualità. E mettiamo qualche pelo di limone pure vicino perché mi piace. Sarà fatto, non mancherà. Va bene questo, dai, proseguiamo. Facete buon lavoro, Salute. dai. Ciao, ciao. Salutiamo. Vabbè, ma sì, vedete qua. Mi piace sto cosa. Avete il gusto. Dice, ma nella piscina, che hai piccerite, e poi porta la famiglia, magari tu, vieni, portate la famiglia e venite a dove. Grazie, non sai. Guarda a dire, guarda. Guarda, guarda. Aspetta, bene, aspetta dopo, bene. Che è successo? Devo fare una competenza, devo fare. Parla, guarda. Il coglione che avete salvato. Parlo di Benito. A Mio non mi piace. perché? Uno è uno che si fa i cazzi suoi. Secondo, uno che passa da una parte all'altra. È già una serpe. Maria, ma sei troppo calcolatore, sei. Ma tu sappi che sei non impegnato, abbiamo abbastanza cibo per i porci. State tranquillo, state tranquillo. Come dite voi. Amanimo, dai. Ma che c'è? Quello si mangia una carata. Oh, Mezze, ma sai che fare? Andiamo a pigliare a dedo cornuto, che ne facciano sto bello scherzo, portatemelo da banno a casa là. Benito, amore. Sì, maestro. Giolozzo, cammina con gli altri. Cancete. Facciamo la giffa. Veloce, picciotto. Per la sarduzza, che? Appunto, sì, stavamo tutti. Ok. Ah, vedi, sta benissimo buono, vedi? Vedi? Ora non sei quasi nuovo. Ma questo sei? Ora io maialo, non so, che sei maialo. Soli di Nelson. Ma nada con Ma Niente l'hanno fatto. Ma che ma nada con manuto vanno a parlare. Niente l'hanno fatto. Cammina perché ti stai sparando un po' con Ciao, non sono rubi. Cammina. non hanno fatto niente, ma che volete? Ma che volete? Ma non hanno fatto niente. Cammina. Ma perché l'avete pugnato? Perché l'avete Andiamo a pugnato? fare. Se cancelliamo per cazzo nostro. Non te lo fatto niente, ma Cammina, fai l'uomo, fai. Finisci di fare un po' chiuso ora. Cammina Benito. Attaccate sto morcico. basta, niente mi ha fatto. Con calma, non devo Ma chi è? Che abbiamo fatto? Lasciatelo in pace, lasciatelo dire. Ma chi è? Niente mi ha fatto. Ah, va felice, ma chi sta comprando? Era un peccazzino Ma nostro. come? Porca puttana. Ma che è andato a fumare? Ma se può sapere chi ci faceva sotto la casa di Lanzarote? Niente.
Niente. Ah! Dire così. E cosa Merda! Merda, ti sparassi un cervello, ti sparassi. Merda. Vedi che io a spararti, ci metto un attimo. Ma a dire quel che hai comando. E forse te la so io. Forse ne stiamo capendo. Vediamo se così capisci. Io sono cazzi vostri, è arrivato come sono. Ora vediamo se parlate. Com'è? Parlare sto per noi. Ancora no, non so. Devo dire che avete usato le buone maniere. E non va bene. Te lo dico l'ultima volta. Dico cazzo travagliate! Te lo ripeto, fumavamo uno spinello. Uno spinello. Frate, non mangiare una! Oh, il prossimo colpo te lo do dritto nei coglioni. Per chi lavori? Per i colombiani! Ci ha mandato una mezzuetta per sapere dove eravate voi! Hai capito, ma sì. Don Salvo non ha nemmeno i coglioni di venire lui stesso. Sta facendo come un topo. Scappa. Perché si scanda. Hai capito? Giovanni, te ne puoi andare. Va bene? Già è successo niente, dai. Slagato. Ottoso. Ma siamo noi, raga, è scoppiata la guerra! Angelo, tu che sei bravo, faccio il dopo l'asceggiamento, questo dopo ora porci. Sarà fatto, non so. Ah, ma ne ma se... Dai, capito? Non salvo. Dai, ma se ne Gianuzzo, questo è il regalo che mi avevate chiesto. ti piace, ma sì? È un arabo originale. Questo cavalluzzo che piglia fa figlia male, ti piace? Bellissimo, sarà felice il nostro figlio. Che me l'ha chiesto da tanti anni. Ma metto la strada, va. Ok. Vieni. Allora facciamo contenti pure loro, no? Amore, ma sì. Picciotti, oggi siamo qui riuniti per risolvere un problema serio. Saruzzo, Quel figlio di puttana ha fatto fuori i fratelli maltesi, che per fartelo ricordare erano i miei più sciolti. Questo non lo possiamo permettere. I colombiani, testa calda sono. La calma è la virtù dei forti. Loro perdono la pazienza. Ma voi, Don Salvo, ma che pensate? figli di puttane, Saruzzo è intoccabile, Astuta. Lui ha un esercito dietro di lui, Perciò noi, tranquillo, non voglio guerra, voglio la pace. Io dico che se al cane si lascia la corda lunga, il cane pericoloso diventa. Ammazziamolo. Ammazziamo, solo questo sapete dire. Ma che Don Dano, vi state mettendo paura di uno che ha avuto un esercito di contadine? Noi le guerre abbiamo fatto, teniamo la miglior droga di tutta l'Europa. E il rispetto degli americani e tutti gli appalti che contano.
Gonzalo, permettete una parola. Prego. Voi mi avete chiamato e io sono qua. Sto venendo a Napoli e la camorra vi saluto. Io sono qua buio. Ho natina per ragione. Ah, troppo. E i contratti. O rispetto agli americani. Voi state andando a tutte firme, non so. E se fare una cosa, dovete agire dall'interno. E se voi mi date permesso, uccidete che lo strunzo è merda. Basta! Sarozzi di qua, di là. Sarozzi è intoccabile. Facciamo scatenare una guerra e poi, uomini di pace siamo noi. Bisogna mettere la pace. Figliuzzi, va bene. Tranquilli. Se no qui si perdono i piccioli, si perdono. Sentono da noi carabinieri, polizia. Finiamo. Uniti bisogna stare. Va bene? Mi sono spiegato, Portaste i picciotti sotto il suo balcone. Che ti aspettavo che ti offrissero un caffè? Dica, Don Sol. Fatemi parlare con Masina, Fatemi il numero. Va bene. Pronto? Pronto, Masina? Sono Don Salvo Camastra. Dite pure. Preferisco parlare con te, Saruzza, testa calda. Cosa volete che faccia? Voglio che tu mi porti qui, a Saruzzi. A livello di pace voglio, per un po' un caffè insieme, per parlare, Amico sono, in amicizia. Ok, ci proverò. Lo posso mangiare? Don Faruzzo, è qua lei, che le posso portare? Ciao Marico. Aspettiamo 2 minuti, sto aspettando un amico. Ti faccio sapere io, va bene? Vabbè. Gonzalo. Ciao, ma sì, assettati, va. Oh, vuoi bere qualcosa? No, quasi quasi. Ci staremo. Salve. Salve. Ci siete? Marica, fai qualcosa di fresco da bere, che vuoi? Quello che bevete voi. Facciamo 2 cocktail freschi? Pensaci tu, vai, pensaci tu. Gonzalo, sai che aspettiamo? La famiglia Camastra vuole un appuntamento con voi. Don Salvo. E tu che pensi, Massi? Che penso? Non c'è andato. È un'imboscata. Tu lo sai il rischio che noi correvamo, Massi, facendo questo lavoro, no? Purtroppo ci devo andare, Massi. Si deve fare, si deve provare. Massi, una cosa importante. Se non dovessi tornare, tu sai che devo fare. Non lo dite nemmeno per scherzo. Su di me potete contare pure. Vi faccio preparare la macchina? No. Però la beveremo cosa che con me. Ecco poi. Grazie, Mario. Questi li offre la casa. Hai visto le persone deliziose esistono? Grazie, Mario. A voi. Come fresca, Ci voleva, ci voleva. Mangiate qualche cosa di sta, va? In Sicilia le cose si fermano a fare. Alcune cose però,
Fammi preparare la macchina, ma Gonzalo, grazie per il cocktail. Addio. Sappiate che su di me potete contare pure. Lo sapevo, ma sì. Su di te, ma su degli altri non ci conta, ma sì. Ah sì, la macchina che avete chiesto è pronta. Quando volete possiamo andare. Vabbè. Mi raccomando a Don Saluzzo, occhio vivo. Se non è in periodo per affari. Ma se vi corriamo, perché ci tagliamo, ma se? La villa sta essere da parte, no? Siete sicuro che non devo scendere? Non so. Ma se non ti preoccupare, state a gioco. Mi raccomando, no? Ogni tanto le cose si devono affrontare da soli. E sappiamo che è un rischio, e lo sappiamo entrare. Se ne riesci a tornare dopo mezz'ora, ma sì, te ne puoi andare. Ehi, fermo, non stai. Bravo, che ci può. Fosse su poco carroso. Per esatto, sei proprio cosca. Va. Salutiamo, Salutiamo. Sta arrivando Saruzzo. Fatemi parlare a mia. Cosa volete, Don Salvo? Perché mi avete fatto chiamare? Mi sa tanto che educazione te la devono insegnare. Ho sentito volare una moschetta. Ah, siete voi? Io non sono abituato a parlare d'affare con una femmina. Ma Cuturistica ti ha chiamato per affare? Saruzzo, ti sei fatto molti amici, ti vogliono bene. Tutti amici che ti tengono così sul palmo delle mani. Io non sono un fesso, capisci? Io sono Don Salvo. Ci ti ho fatto chiamare perché voglio la pace, non voglio la guerra. Da oggi in poi voglio che voi lavorate insieme e fate la pace. Picciotto, non lo perdete di vista, Seguitelo. Ok, Don Salvo. Bene, Don Salvo è incazzato. Vado, eravamo. Vale.
ma sì, cammina. Minchia, si stanno cagando un corno, ma sì. E ci fece fuori i suoi picciotti. Un pezzo di merda, sa che ci pareva. Stanno facendo con mi topa, ma sì, piano piano li stiamo mangiando, ma sì. Bastardi, c'è scattato un cuore. Andiamo di qua. Amone, veloce. Veloce c'ho questi blocchi, amone, c'è la volante, no? Sperro ovunque ci sono, ma sì. Andiamo a mucciare un po' di tempo, ma sì. Ce ne muovo a due, ma sì, amone. Ma sì, facciamo una scena e cuzzano re Bibbia, va? Salutiamo, non sa. A vostro servizio. Ciao Neguzzo, il viaggio l'ho mandato tutto a posto. Avete mangiato? Alzate e mangia, va. Non sa, mi avete fatto uscire per mangiare o per ammazzare? Te sto già che ti piace, vai, ammazzare gente per te è un piacere, va. A me ammazzare è pura passione. Io per questo ti ho fatto uscire. In questo biglietto c'è quel cornuto che deve morire. Fallo fuori sto cornuto. Ora va a tenga, va. Che? Ma che è successo? Hanno ammazzato a Lopez. Hanno ammazzato a Lopez. Che è successo? Calma. Hanno ammazzato, l'hanno ammazzato. Sta calma. L'hanno comunicato adesso, me l'hanno comunicato adesso. Calma. Sta calma. Calma.
Pronto? Don Dano, salutiamo. Salvo, perché mi stai chiamando? Ricominciamo ad andare alla caccia. Sono vecchio per queste cose, ma se devo morire, lo voglio fare da uomo d'onore. Papà, ma perché? Perché? Mi avevi promesso che saresti uscito dalla malavita, perché? Figlia mia, si può smettere solo in due modi, lottando o essere ammazzati. Mi dispiace. Pronto, Benito? Dimmi pure. Dobbiamo togliere di mezzo a Don Tano e a sua figlia Sara, però senza fare rumore. Statti tranquillo. Ok. Giulia, ciao, come stai? Tutto bene? Vieni, accomodati, là c'è mio padre. Chi è che ti sta cacciando? Salve, lontano. Come va? Tutto bene, lei? E Sara dov'è? Là è Sara. Dove? Il mio seguito, Don Sara. Ciao Benito. Don Zaruzzo. Casino. Scusate il disturbo. So che avevate da fare. Infatti, sempre disturbo e ci sono qua. Che è successo? Questa volta buone notizie. Oh, e finalmente. Ogni volta che viene mi fa male lo stomaco. Volevo comunicarvi che si è risolto tutto al meglio. E finalmente, hai visto che sono belle notizie? Ogni tanto è una bella notizia. Va bene. Ma in realtà, raga, Don Salvo, vecchio era. Le persone vecchie ora devono riposare. E poi Cosa Nostra ha bisogno di forze giovani, ha bisogno di persone che vengono eseguite dall'esercito e noi abbiamo un grande esercito picciotti. Quindi fate una cosa, andate alla disco e offrite da bere a tutti, a nome di Don Salvo. Va bene picciotti? E te vinna, va? Come volete. Sarà fatto. Salutiamo, Don Salvo. Salutiamo. Ma come hai potuto rovinare tutto, eh? Io? Perché? Mi hai ammazzato i miei picciotti. Che io ho cresciuto da piccolino, ho cresciuto, come i figli. La mano te la do.
Ma no perché? Per Tia, ma per la nuova famiglia di Cosa Nostra. Don Salvo, guardi che io non faccio mai quello che voglio fare, ma faccio sempre quello che si deve fare, proprio per il bene di Cosa Nostra. Ok, Sara, ho capito. Vuoi essere al comando assieme a me? Ok, io sogno vecchio, ci può stare, si può comandare anche in tu, Tu hai il braccio e io la metto, Ok, Saru? Siamo d'accordo, Don Salvo, la proposta mi potrebbe anche interessare, però come si suol dire, la notte porta consigli, io ci voglio pensare. Facciamo una cosa, ci vediamo domani al viale a mezzogiorno in punto. Tanto stanotte fate bei sogni. Salutiamo Don Salvo. Gonzalo, è questa la zona che dicevate? No, dopo il passeggio, ma sì. Più avanti? Sì, è due trazioni da Cericino. Piano, cammina presto, ma te. Fallo aspettare che sta morendo. La gente con sto cavolo. Che è rimasto solo. Però solo è anche pericoloso. Può essere anche pericoloso, sai perché? Ma sì. Perché ora non ha niente più da perdere. Però o se cala le corna, o mi spara. Il peggio è passato. Ormai è rimasto, diciamo, solo. Però stiamo sempre attenti, non so. Un cane bastonale adesso La coda in mezzo alle gambe. Siamo arrivati, non so. Questa è la zona. Qua è la zona, cammina. Dove vi lascio? No. Ora tu fai una cosa, ti fermi qua, fermati qua. Se da parte c'è un locale. Che avevo sempre. Io scendo e tu stai attento, no? Occhio, ma sì, sempre occhi aperti se c'è qualcuno, se qualcosa del strano. È tutto a posto, andate pure. Finalmente si mangia, Pronto? Dico, voi sono Gennaro? Ma no, ma che cosa... Non so po', tu parli un po'. Me lo sto venendo, me lo sto venendo. Andaci sicuro la donzata. Sì. No, me ne vengo. Eppure presto già dice. Ma che cazzo sto qua a fare? È inutile. Anzi, è peggio se sto qua. Se non è più a capire, capito? Aspetta un momento. Da Catania alle 11, a riversa a mezzo là. Fattura là fuori parcheggio. Uè Nico, sto un cannuro, mi porto fiero, hai capito? State pure, ciao. Ci manca capisci un cazzo.